Disagi vissuti dai pendolari di Giarre, è stato soppresso un treno sulla linea Catania-Messina, dunque tante le difficoltà per chi deve andare a lavorare all'alba e c'è dunque chi opta anche per l'autobus. Seguiamo Lucia Basso. Ci troviamo alla stazione ferroviaria di Giarre, sono le prime luci del mattino e qui transitano tantissimi treni carichi di pendolari. Io sono una pendolare che tutte le mattine mi sveglio alle 4 meno un quarto. Partiamo da Santa Teresa alle 5:10, arriviamo a Catania alle 6:05, con tempi morti di 2 ore in stazione. Noi desideriamo che venga ripristinato il treno che c'era prima e partiva a che ora? Alle 6:10 per arrivare alla stazione in tempi utili alle 7 per poter prendere i mezzi che ci riguardano. Ma perché è stato soppresso? Non lo sappiamo e oltre devo dire che questo è stato fatto anche all'improvviso, noi non sapevamo niente. Noi lunedì siamo arrivati nelle stazioni e il treno era stato soppresso senza che nessuno dicesse niente. Viaggio da 25 anni e ultimamente ci siamo trovati proprio in una situazione insostenibile. Noi dobbiamo lavorare un giorno e dobbiamo fare 12 ore per lavorare 6 ore. I vagoni sono vecchi, sono sporchi. Sono sempre in ritardo e guardi, ormai siamo arrivati al limite. Paghiamo un abbonamento mensile anticipato e abbiamo il diritto di viaggiare in condizioni decenti, quando meno poterci recare al posto di lavoro a tutte le ore. Conviene più il pullman che non il treno. Da Messina sì, tant'è vero che su questo autobus delle 6:25 da Messina naturalmente è pieno di anche di qualche moglie di ferroviere o figli di ferroviere che materialmente non pagherebbero il treno e sono costretti a pagare l'autobus invece per arrivare puntuali sul posto di lavoro. Lei da dove parte? Da Giarre. Io non lavoro nelle miniere, lavoro in un ufficio e ci vorrei arrivare all'orario che mi è consentito. Invece a che ora parte e a che ora arriva? Alle 6:20 arrivo alle 6:10 a Catania. Non solo lavoratori ma anche studenti utilizzano il treno per raggiungere Catania? Sì, noi siamo pendolari, quindi viaggiamo tutti i giorni. Cosa non funziona? Diciamo perché hanno tolto il treno, io lo prendevo alle 6:20 e l'hanno tolto, adesso lo devo prendere più tardi alle 7 e arrivo quindi tardi a scuola. Siamo sul treno Fiumefreddo-Bicocca, ci sono qui ogni mattina tanti pendolari. Quali problemi? La puntualità, quella che non è molto, il punto forte di Trenitalia. E i ritardi mi comportano che ogni tanto devo poi recuperare l'orario perso. Ogni giorno ci ritroviamo seduti su dei sedili sporchissimi, proprio non ci appoggiamo neanche la testa perché sono sporchi. Questo è in finta pelle, ma molte volte è di stoffa e proprio non ci si può appoggiare. Fra l'altro che c'è il problema dell'influenza, abbiamo paura. Dunque tanti disagi, ma dal 2001 esiste il Comitato dei Pendolari, il coordinatore Giosuè Malaponti. Quali problemi? Nell'arco della giornata sono 5.000 i pendolari che viaggiano sulla Messina-Catania-Siracusa, di cui 4.000 sulla Messina-Catania e 1.000 sulla Catania-Siracusa. Non è possibile poter fare transitare un treno merci a danno di 4, 5, 6 treni dei pendolari che accumulano 20, 40, 60 minuti di ritardo. Non è più possibile che qualcuno intervenga, che si firmi questo contratto di servizio, che la regione siciliana adempia a quelli che sono i propri doveri per quanto riguarda il trasporto pubblico in Sicilia, perché è vero quanto ha dichiarato il nostro governatore della regione che i treni in Sicilia sono degni del Congo, però non